Bagar ieri sera in consiglio comunale, arrivano anche i carabinieri. Attorno alle ore 20 la discussione si stava arenando, con gli esponenti dell'opposizione che protraevano i propri interventi oltre i tempi consentiti dal regolamento, al che il presidente Andrew Bullo ha provato a far votare la chiusura della seduta, che si stava dilungando dalle 9 del mattino. Le minoranze, sempre più furenti, si sono rivolte alla segretaria generale Michela Targa per conoscere se sia ammissibile operare in tal senso. Nel clima concitato fra chi urlava più forte, la segretaria ha cercato di cogliere l'attenzione di Bullo, il quale, secondo il consigliere di minoranza, le si è rivolto in modo brusco, chiedendo di esaurire la conta dei voti e poi esprimersi. Proprio in quel frangente, la consigliera Romina Tiozzo della lista Chioggia e Libera ha chiesto via telefono l'intervento dei carabinieri, arrivati poco dopo con due pattuglie, quando in sala erano già istituzionalmente presenti gli agenti della polizia locale. A bocce ferme, molti riconoscono che la situazione è stata esagerata dal surriscaldamento degli animi, anche se c'è chi come Marco Dolfin asserisce che siccome l'assessore ha parlato 25 minuti non si può pretendere di zittire i consiglieri, mentre lo stesso presidente Bullo si riserva di adire i carabinieri per valutare la possibile interruzione di pubblico servizio a carico dell'opposizione. Certo è che una brutta pagina è stata scritta, con presenze inedite in sala consigliare e la derubricazione del ruolo della polizia locale, che per statuto avrebbe dovuto essere interpellata per prima. Inoltre, chiunque abbia modo di partecipare all'assemblea o di seguirla in streaming si rende conto che spesso tutti i tempi vengono dilatati, anche solo per ribadire concetti già espressi con la pretesa di avere l'ultima parola, che questa volta però è stata dei carabinieri. Nei giorni di massima tensione e tristezza per quanto accade ai vongolari in laguna, c'è chi se ne approfitta, a scapito di chi lavora onestamente e coltiva la risorsa, anche a fronte di guadagni minori. Lunedì scorso un pescatore ha denunciato alla locale sezione della Guardia di Finanza il furto subito venerdì 8 marzo attorno alle ore 15:45 nel suo allevamento in Valle Mille Campi. In quella circostanza il pescatore ha sorpreso in flagrante due uomini, padre e figlio, che si erano introdotti nella struttura asportando almeno 3 ceste di vongole attraverso una gabbia, un sistema peraltro illegale che ha distrutto mezzo allevamento. La vittima ha fotografato i ladri e li ha costretti a gettare in acqua il maltolto, a che il padre ha minacciato il pescatore con un coltello, ma è stato distolto da suo figlio che in estremis ha sottratto la cassetta degli attrezzi, dove probabilmente era contenuta l'arma. Il lavoro di identificazione compiuto dai finanzieri ha portato al riscontro delle generalità dei due, ovvero Paolo Bullo di 56 anni e il figlio Davide di 23, entrambi residenti nel famigerato condominio di via Alga 16 a Sottomarina. Bullo senior pare abbia anche svariati precedenti, oltre all'ultimo tentato furto e alle minacce. Non pago della sua azione, ha anche inveito contro il pescatore derubato, promettendo di rivederlo in città per regolare la questione con le maniere forti. Penultimo appuntamento questa sera dalle ore 21 all'Auditorium di Calle San Nicola in Chioggia con la 27ª stagione concertistica della città, curata dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense. A esibirsi nel virtuosismo francese sarà il quintetto d'archi con Dejan Bogdanovic e Guglielmo De Stasio ai violini, Pierre-Henrique Soareb alla viola, Alain Meunier al violoncello e Gabriele Maria Vianello al pianoforte. In programma esecuzioni dal repertorio di Chopin, Franck, Isaïe e Casadessus. Il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 13. La cassa dell'auditorium apre alle ore 20. Sabato 30 marzo l'ultimo concerto, con gli appunti musicali dal mondo della cantante pop Tosca. Anche a Chioggia partecipa alla marcia globale Climate Strike. Domani mattina, dalle ore 8:30 alle 12:30, il corso del popolo sarà invaso dagli studenti degli istituti superiori, che uniranno la loro protesta a quella dei coetanei di tutto il mondo, prendendo le mosse dall'appello della sedicenne svedese Greta Thunberg. Lo scopo è sensibilizzare la popolazione e le istituzioni alla questione del cambiamento climatico e del surriscaldamento. Ma in chiave locale il corteo, in testa all'Associazione Verde Vento Veneto, ribadirà ancora una volta il suo no alla costruzione del deposito di GPL in Val d'Ario, oltre al riutilizzo di strutture abbandonate, con promozione del patrimonio biomarino
le Tegnue, facendo di Chioggia una Eco Smart City. Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, una buona giornata a tutti, scusate la voce, ma anche Meteo Brollo si raffredda. Dunque, dopo il blando passaggio perturbato di ieri che ha recato come da previsione qualche piovasco abbastanza mal distribuito sul territorio, l'alta pressione tende ad aumentare e a stabilizzare il tempo per i prossimi 2-3 giorni, sicuramente sin verso l'alba di lunedì. Quindi ancora una volta il nord Italia quasi per intero viene protetto grazie alle Alpi dall'azione disturbatrice delle perturbazioni, ma ahimè naturalmente non fa che aumentare la sete delle nostre terre. Quindi una siccità che continua e continuerà ancora per lunghi giorni, a parte molto probabilmente una pausa piovosa che intende attivarsi alla volta di lunedì pomeriggio. Ma ne parleremo dopo. Quindi quello che ci aspetta da oggi è uno scenario tipicamente primaverile con temperature minime che si attesteranno tra i 2 e i 4 gradi, temperature massime che, visto il soleggiamento, tenderanno a rialzarsi di nuovo e a portarsi sui 12-14 gradi e si manterranno tali per buona parte di questo weekend. Anzi, potremmo già dire che alla volta di domenica probabilmente toccheremo anche i 16-17 gradi. La ventilazione sarà sempre modesta dai quadranti occidentali, il che non guasta, e il soleggiamento sarà piuttosto continuo da venerdì in poi. Quindi ancora una primavera che intende dare il meglio di sé. Aspettiamo eventi per lunedì, come vi ho detto, perché sembra che alle ultime luci di domenica questa perturbazione atlantica intende impossessarsi del nord Italia e dare qualche goccia d'acqua, specialmente per lunedì. Ma ne riparliamo domani. Ciao a tutti.